Giuseppe ci ha chiamato per fare una pubblica denuncia. Sì, praticamente l'altro giorno sono tornati dei ragazzi immigrati che noi ospitiamo gratuitamente e chiedendogli il perché sono tornati così presto mi hanno detto che l'Itria è affollata di ragazzi di colore che vengono da diverse nazioni dell'Africa e che ormai il prezzo che oscilla tra i 25 e i 35 euro al giorno è stato ulteriormente abbassato perché giovani africani che sono arrivati da 15 giorni, da un mese, non capendo l'italiano, vanno a lavorare anche per 10 euro. La denunzia qual è? Quella di far notare che molti favaresi se ne approfittano di questa situazione. Arrivano con la macchina e il finestrino a tre quarti dicendo a me servono tre ragazzi a 15 euro al giorno, tipo sarde, no? O tipo frutta, me ne serve tanto. E loro non capendo l'italiano ci vanno. Questo però penso che non sia giusto. Non sia giusto. Se qualche mese fa, qualche anno fa, andavano gli italiani all'Itria per guadagnarsi 40 euro, 45 euro, noi abbiamo abbassato il prezzo e abbiamo fatto lavorare gli immigrati. Ora gli immigrati che sono già in Italia da qualche tempo e che conoscono il valore dell'euro e il valore dei soldi, stanno subendo un ulteriore torto. Se da un lato c'è questa ingiustizia, dall'altro lato ci sono anche degli episodi positivi e non dobbiamo soltanto andare a evidenziare ciò che è negativo, perché se un africano incontra una signora e la chiama mamma, io ho chiesto perché la stai chiamando mamma? Mi fa perché la signora quando io vado a lavorare in campagna da suo marito mi prepara il pollo con le patatine fritte che a me piacciono tanto, o l'operaio che mi accompagna l'africano a fine lavoro mi dice padre io gli ho dato 40 euro perché so cosa significa lavorare con l'uva, so cosa significa bacchiare le mandorle eccetera. Però le cose belle vanno evidenziate ma le cose negative vanno denunziate e ci dobbiamo ricordare che nel volto africano c'è sempre il volto di Cristo.